Ogni volta che ti senti stressato, fai questo esercizio, ci metteremo solo 3 minuti per farlo e ti aiuterà a abbassare il cortisolo dentro il tuo corpo. Che cos'è il cortisolo? Il cortisolo è un ormone dello stress. Quando è alto, cosa succede? Che ti porta ad avere palpitazioni, la pressione sanguigna aumenta e ovviamente l'infiammazione aumenta. Molte persone che hanno il cortisolo alto hanno problemi magari di indigestione, problemi di crampi allo stomaco, palpitazioni, ansia, dolore. Fai questo esercizio per 3 minuti. Lo faremo insieme, un esercizio di respirazione. Vieni un po' più vicino così ti faccio vedere come si fa, perché usiamo semplicemente un particolare respiro. Il respiro è questo. Double, quindi doppio inalazione e usiamo quindi la nostra bocca, la nostra voce per fare un'esalazione usando il nervo vago. Il nervo vago sappiamo che usa, il nervo che va a darti un relax nel corpo, ok? Quindi è così, te lo rifacciamo assieme. Faremo per 5 minuti, ovviamente ora lo faremo per meno tempo perché non abbiamo così tanto tempo insieme, ma è molto importante che tu lo fai quando sei stressato o comunque per prevenzione allo stress nel pomeriggio. Fammi sapere nei commenti poi come ti sei trovato.